Cittadella.net. Cosa aspetti? Bentornati a tutti alla Cittadella, io sono Matt Kerus, con me presente oggi c'è Francesco Borgonovo. Torniamo a parlare di Maranza perché dopo il fatto terribile del ragazzo ucciso da un coetaneo figlio di immigrati in una scuola a La Spezia, fatto di cui peraltro abbiamo già parlato anche la volta scorsa, il dibattito sul tema Maranza si è ingigantito. Da una parte c'è chi espone il problema etnico e chiede una mano durissima, rimpatri e tolleranza zero per risolvere il problema, dall'altra parte invece c'è tutta un'altra narrazione che tende, se vogliamo, ad addolcire questo fenomeno, a prendere anche una certa difesa degli aggressori, a capirli, a giustificarli. Sono ragazzi con difficoltà, è disagio periferico, è povertà, è mancanza di opportunità, siete razzisti, servono edilizia sociale, sport, educazione. Ma, questa è di fatto una realtà o è solo una favoletta raccontata da persone ingenue che credono invece di poter risolvere questo fenomeno con, del finto buonismo che serve solo a far apparire loro come buone persone che si dedicano agli altri, che hanno a cuore, i ragazzi con difficoltà. E nel frattempo, giusto qualche giorno fa, a Bologna, notizia peraltro che non è stata neanche diffusa particolarmente, ragazzine, sembrerebbe delle scuole medie, sono state prese a calci e pugni da ragazzi adolescenti appena poco più grandi di loro. In tutto questo mentre aspettavano l'autobus la mattina per andare a scuola. Il motivo ad oggi è ancora totalmente ignoto. Sembra un'aggressione, pare per divertimento. Ad una di queste ragazze hanno addirittura strappato una ciocca di capelli. Gli aggressori sarebbero 4-5, alcuni italiani e altri di origine straniera. Insomma, allora i nostri ragazzi oggi devono aver paura perfino di andare a scuola per questo fenomeno Maranza? E il governo con la sua, nuova stretta sulle baby gang e sui coltelli, metterà un freno a questo fenomeno oppure saranno normative che non serviranno a molto? Allora oggi ne parliamo con la nostra ospite, Dalia Ismail, giornalista e analista indipendente italo-palestinese, collabora con Il Fatto Quotidiano. Benvenuta e dunque le chiedo una valutazione riguardo il fenomeno di oggi, se è una percezione o se invece i Maranza sono un vero pericolo e se hanno qualcosa a che fare anche con, insomma, una determinata cultura etnica. Buongiorno a tutti e grazie per questo spazio. Allora, io penso che, appunto, sia, fuorviante e sbagliato, parlare di questo episodio e collocarlo, su una questione etnica o religiosa, perché, un episodio di violenza che ovviamente è gravissimo e da condannare, non va mai, cioè non è giusto e non è neanche deontologicamente corretto da parte dei giornalisti, utilizzarlo, per creare allarmismo, a livello nazionale e insomma inculcare anche paura, tra le persone. Secondo le statistiche, appunto, l'Italia è uno dei paesi comunque più sicuri in Europa. Quello che, possiamo, cercare di fare per evitare il più possibile, episodi, violenti come questo, è, analizzare le strutture e non isolare gli episodi, come se, provenissero dal nulla o provenissero da situazioni appunto che, non sono, mhmm sistemiche e inserite, no, in un contesto, in una società. Ehm, Quello che fa, però questo governo, con la complicità del sistema mediatico è, utilizzare, strumentalizzare, fenomeni, scusatemi, episodi comunque gravi per, ampliare, per rafforzare, no, questa politica securitaria della sicurezza, una politica che continua a demonizzare le persone, migranti, che vuole un inasprimento, ehm, Posso le com chiederti
Mi Sì. scusi se la interrompo, però giusto perché ha messo tanti temi sul tavolo, no, per fare un pochino di ordine. Secondo lei non esiste un problema legato a questo tipo di gruppi giovanili? Allora, i cosiddetti maranza, ovviamente lo usiamo per semplificare, no, però ci sono anche quelli che si riconoscono persino in questa definizione. Allora mi chiedo, secondo lei non c'è un problema di questo tipo? Cioè non c'è un problema di gruppi, di giovani di seconda, terza generazione che usano i coltelli, sono violenti? Perché secondo me se uno va in giro un po' per le città italiane, senza farne una questione di destra e di sinistra di cui mi interessa zero, però io credo che la questione ci sia, forse non è quella fondamentale, no, per diciamo la sopravvivenza del genere umano, però è un problema sentito a livello epidermico da tante persone. Io credo che, anche lei che è una giovane donna, se si trovasse in certe zone la sera, magari da sola, qualche timore lo avrebbe. Cioè trovo sbagliato dire che sia tutto una percezione dei cittadini, ecco. Ma io non penso che sia una percezione dei cittadini, infatti. Io penso che i giornali, purtroppo amplificano, i problemi, e io certo da giovane donna ho paura magari a girare, in certe zone da sola, ma questo però non lo nego a un problema, etnico, delle persone. Io lo lego al fatto che, in Italia, soprattutto nelle zone più periferiche, non c'è attenzione, alle persone, che appunto sono più, vulnerabili nella società. E poi questa cosa spesso, ma non sempre, perché non è sempre così, magari coincide con le persone che hanno un background migratorio, ehm è appunto però è un problema, strutturale, è un problema della società, è un problema dello Stato che non risponde a determinati bisogni di fette della popolazione, che marginalizza le persone e che quindi non lavora per creare degli spazi in cui i giovani possono aggregarsi, possono, dedicarsi, alle proprie passioni, possono imparare cose nuove, non fa attenzione appunto a integrare, a creare le condizioni, a creare per esempio mezzi di trasporto che colleghino molto più facilmente le periferie alle città. Cioè ci sono appunto, dei problemi strutturali che marginalizzano le persone e questo poi, crea delle conseguenze, ma se noi, non curiamo, il problema alla radice, poi non possiamo. Beh, però mi perdoni, ne in grandi città come Milano, ad esempio, c'è un enorme problema che vivono i giovani maschi e femmine, italiani da più generazioni, che magari non possono permettersi di abitare in centro e che tutti i giorni si fanno 1 ora di treno, metropolitana o qualcos'altro e non per questo vanno in giro ad accoltellare la gente. Oppure, le faccio un altro esempio ancora, ci sono città dell'Emilia Romagna dove ci sono fortissime comunità sikh, che peraltro girano perché fa parte della loro cultura, girano con un pugnale, che è un pugnale rituale, però non risulta che ci siano bande di sikh che aggrediscono, intimidiscono e allora io mi domando, davvero, io non penso che sia legato né al colore della pelle, né a questioni di razzismo biologico. Usciamo da questi pregiudizi e cerchiamo di non semplificare, sono d'accordo con lei. Però io credo che le culture non sono acqua fresca. Il contesto che lei richiama, proprio perché lei mi dice: "È importante il contesto", allora io dico: se uno cresce in un contesto familiare, comunitario, culturale, in cui per esempio le donne meritano meno rispetto, l'immagine della mascolinità è di un certo tipo e poi viene, così alimentata magari da tutta una serie di video, di cose che non sono caratteristica islamica, ad esempio, no, cioè la trap è un prodotto totalmente nostro, mica una cosa musulmana. Però in quel contesto lì, allora si sviluppa un certo tipo di socializzazione, no, socializzazione da banda, che è quello che poi vediamo. Cioè io non credo che l'elemento culturale possa essere disgiunto, anche perché è proprio la sinistra che ci dice che vale per tutto, diciamo, no? Tutto è cultura, tutto è
è un fenomeno culturale, beh, allora anche qui ci deve essere il peso della cultura di provenienza e anche della cultura che si forma in quei quartieri. Mi sembra un po' facile dare la colpa all'Italia cattiva che non accoglie abbastanza o l'Europa che non integra, però magari mi sbaglio, eh. Beh, però l'ha detto anche lei prima, cioè comunque sono persone tendenzialmente di seconda e terza generazione, quindi sono figli dell'Italia, non sono figli dei paesi, da cui i loro nonni magari, sono emigrati, no, cioè queste persone nascono in Italia, vanno a scuola in Italia, crescono nella società italiana, hanno amici italiani, Però quando vanno quindi in piazza magari a Milano e sventolano la bandiera tunisina, la bandiera, dell'Algeria, la bandiera del Marocco, questo è il punto. E vede, questi sono figli dell'Italia, in realtà sono figli di stranieri che stanno in Italia, il che pone, non da oggi, un enorme problema identitario per queste persone. però noi stiamo parlando appunto della violenza e della marginalizzazione, non stiamo parlando di persone che sventolano le bandiere tunisine, o no? Cioè non stiamo mischiando No, un po' gli stiamo beh, argomenti? io non credo di mischiare, per esempio se andiamo a vedere, riportiamo quello che è successo a Milano ad esempio, no, Piazza Duomo a Milano, gruppi di cosiddetti maranza, che poi magari sono anche quelli responsabili di aggressioni, certo tipo di stupri che ci sono stati a Capodanno qualche tempo fa, li abbiamo visti di recente, non dico non mettere a ferro e fuoco, però insomma rivendicare, no, la loro provenienza. E questo è il tema, che c'è secondo me una questione culturale grande come una casa qui. Cioè, non è che me le sono sognate io, le hanno pubblicate loro sui social, le rivendicano. Ehm, quindi io non dico che tutti i tunisini, tutti i marocchini sono fior di marocchini che sono da anni in Italia perfettamente integrati. Ci sono palestinesi in Italia integrati che lavorano assolutamente. Io conosco per esempio un esempio, l'imam di Firenze, che è una bravissima persona, è palestinese, immigrato, musulmano ed è una delle persone più buone che io conosca. Quindi non è un problema, non voglio fare un problema di questo tipo, voglio dire che secondo me con quella parte di popolazione, con quelle generazioni, abbiamo un problema di convivenza. È un problema che loro hanno di identità, si sentono sospesi evidentemente fra 2 mondi e, questa storia del gruppo li aiuta a evidentemente trovare, no, un collante, però diventa problematica. E allora forse noi dobbiamo cambiare atteggiamento, cioè non dire sempre: "È colpa nostra che non integriamo", magari dare un messaggio diverso, un messaggio invece di identità forte in cui loro possano riconoscersi. Che ne pensa? Allora, sicuramente noi dobbiamo dare un messaggio più forte di accoglienza. Certo è che se una persona nasce e cresce in Italia, ma continua a sentirsi perennemente escluso, perennemente vittima di razzismo, violenza, discriminazioni, sia, velate, quindi comunque mascherate da, appunto belle parole che poi però nei fatti appunto divide in immigrati buoni e in immigrati cattivi, l'imam di Firenze è buono mentre quelli sono cattivi, eccetera, eccetera, e sia anche appunto, purtroppo capita molto spesso per le Sono strade cattivi perché si insulti anche comportano male, mi pesanti. perdoni. Cioè, è quello che voglio dire, questo approccio io lo trovo un po' stereotipato, non si offenda, cioè, ehm, io non giudico una persona sulla base del colore della pelle, sulla base, così di una serie di miei pregiudizi, no, non odio questo, non odio quell'altro, tendenzialmente odio tutti uguali, quindi tutti per me sono a pari. Ehm, però, sono fobico nei confronti dell'umanità. Ma detto questo, il punto è, vedo i fatti e i fatti sono che certi gruppi di nordafricani si riuniscono in una maniera, compiono atti che sono sempre simili, hanno una propensione all'uso del coltello che altri non hanno. E allora mi dico: perché c'è questo problema? Perché questi mostrano un certo tipo di bandiere, di modi, di toni e fanno così dappertutto in Europa, ovunque si trovino? Non è che sono cattivi perché sono immigrati, sono cattivi perché si comportano male. E allora vado a cercare le cause. E dire che, sono cioè la causa è che sono vittime di razzismo, ma io sinceramente il razzismo nei confronti
degli immigrati, salvo poche sacche qui e là e pochi singoli, è combattuto ovunque. Esistono miliardi di progetti nelle scuole italiane contro il razzismo. Ci sono, cioè io se vedo una violenza la vedo da parte loro nei confronti dei giovani italiani che sono, mi permetta, più sfigati e magari più debolucci, che subiscono. Ma poi c'è anche da dire un'altra cosa, Francesco, che nelle scuole oggi gli stranieri sono il 50%, no? Nelle classi circa, quindi comunque non si parla più di una minoranza. C'è una scuola peraltro a Pavia che è 100% frequentata da figli di stranieri, quindi insomma se ci sono anche degli atti di bullismo, io credo che oggi siano più dall'altra parte. Ma tra l'altro, parlando anche sempre di dati, nel 2023 dati Istat affermano che la criminalità giovanile è in aumento. Da parte degli stranieri si tratterebbe del 51,4%, però dobbiamo ricordare che gli stranieri sono sempre all'interno, no, della popolazione italiana una minoranza, quindi tu hai ragione su questo, però io penso che sia anche vero, no, che le condizioni economiche in parte siano causa di questo qua, no? Cioè di questi dati. Cioè io sono convinto che se uno vive in una periferia milanese, in un posto orrendo, con difficoltà, cioè questo vale per gli italiani. Però scusami Francesco, può impattare nel momento in cui una persona, uno straniero, va a rubare una mela o un panino, quindi è un reato giustificato, no, per la povertà, ma nel momento in cui tu pratichi atti di bullismo verso qualcun altro, oppure prendi a calci e pugni delle ragazzine fuori da una fermata dell'autobus, ecco, io ricondurlo a un concetto di povertà a me mi sta molto stretto, no? Non è questo che voglio dire. Quello che voglio dire è, io credo che l'elemento economico e sociale conti. Cioè, se crescere io sono cresciuto in un quartiere periferico e i miei vicini di casa erano tutti figli di immigrati dal sud Italia, calabresi in particolare, molti dei quali sono poi diventati 'ndranghettisti, no? Nel corso degli anni. Questo perché c'era un contesto che li portava a fare questo ed era molto difficile individualmente uscire da quella roba lì, anche perché funziona per parentela, insomma, cosa molto particolare. Quindi un ragazzo che cresce lì dentro, non come sono cresciuto io, ma con quelle famiglie, con quella situazione, io credo che faccia più fatica rispetto ad un altro ad avere delle possibilità del mondo, a credere in se stesso, cioè conta l'esempio, no? Non è che il tuo comportamento sia predeterminato. Poi certo c'è una parte enorme che fa l'individuo, cioè il singolo ha la possibilità di emanciparsi. Per uno che viene da un contesto disagiato è più difficile. E quindi io credo che in certi casi è bene che si offrano delle occasioni a questi ragazzi. Poi c'è un altro problema ancora, che è la violenza, che secondo me a livello giovanile è in aumento a ogni livello, l'autolesionismo, violenza contro i più deboli. Poi c'è una cosa particolare che però non ha a che fare con il contesto socio-economico, che è appunto la banda che si unisce con violenza nei riguardi di questo e di quell'altro, che molesta le ragazzine. Ecco, quella roba lì secondo me ha un problema culturale che nasce dal fatto che nella cultura di certi paesi la donna non ha la stessa considerazione che ha qui, dal fatto che c'è una percezione dell'Italia come di una nazione in cui si può fare quello che si vuole perché le regole sono molto diverse, e poi c'è un problema di cui ho già parlato, che è il fatto che io non credo che comunichiamo un'identità forte in grado di attrarre. Cioè a me piacerebbe che queste persone che tanto sono qua, se volessero diventare italiane, volessero riconoscersi in questa cultura, però per riconoscersi in questa cultura tu devi comunicare qualcosa di attrattivo, qualcosa di forte, qualcosa che ha dei valori. Cioè un ragazzino ha bisogno di un insieme di valori per crescere, non che tu lo lasci lì a dirgli delle banalità su quanto è bella la democrazia e l'accoglienza e poi dopo, no? Io credo che sia anche qui il problema, cioè ne faccio una cosa molto articolata. Si è aggiunto anche Massimo Salvate alla nostra conversazione, in quanto giovane in quanto vittima giovane di Maranza. in quanto giovane Maranza. E tu cosa pensi? Hai sentito quello che diceva la nostra Allora, ospite? io ho sentito un po' di cose e io dico che
Cioè, a me dà anche fastidio sentire costantemente il problema del razzismo strutturale. Ma dove sta questo razzismo strutturale quando la legge, per fortuna, tutela tutti quanti allo stesso modo? Dove sta il razzismo strutturale in Italia? Il razzismo strutturale Qui nella c'è. cittadella c'è chiaramente il razzismo strutturale, perché tu sembri un po', diciamo, nordafricano e noi Un ti po' sì. bullizziamo in tutte le puntate in virtù della tua età, del tuo aspetto, della tua provenienza geografica, cioè, quindi Sì, noi Roma è troppo però sud. noi lo abbiamo coltivato negli anni, insomma. Però posso dire una cosa, cioè a me fa ridere che tutti quanti dicono ma l'America per esempio è un paese razzista, l'Italia è un paese razzista, la Polonia è un paese razzista, però se tu vai a vedere il Discrimination Index con la top 10 dei governi più razzisti, al primo posto c'è il Sudafrica, poi la Malaysia, il Guatemala, il Perù e un altro paese africano. A me fa ridere, perché lì c'è il razzismo strutturale effettivamente, perché c'è un qualcosa che si chiama Black Economic Empowerment, che poi ha portato all'espropriazione, per esempio, delle terre dei sudafricani, dei sudafricani bianchi, e c'è stato una vera e propria strage anche di più di 2000 coltivatori, insomma, proprietari terrieri uccisi per questa discriminazione razziale. Però qui nessuno dice niente. In Italia si parla di razzismo strutturale quando mi risulta che in realtà la legge tutela tutti quanti allo stesso modo. Poi possiamo discutere del fatto che ci siano qualche insomma, persona proveniente da un'altra epoca che magari giudica in modo errato le persone basandosi sul colore della Qui propria pelle. si Però fa confusione, scusami, cioè, il Sudafrica secondo me una cosa a sé stante, dove io credo che esista una situazione pericolosissima per gli afrikaner, però è una situazione no, però a sé io l'ho stante. citato per dire che quello è il razzismo strutturale. In Italia non Secondo c'è me il questo razzismo il strutturale. razzismo sistemico, al di là che non mi piace la definizione, che postula l'esistenza di una struttura etero bianco, etero europatriarcale che vessa tutti gli altri. Cioè, io non penso che sia così, penso che ci sia razzismo, diciamo, in situazioni, lo abbiamo visto nella Coppa d'Africa, cioè con quello che lo vediamo, non so, in Libia, i libici nei confronti degli immigrati subsahariani molto scuri di carnagione hanno un pregiudizio E fortissimo. l'abbiamo visto anche nel caso di quello a cui Mattarella ha dato la grazia, quello che era stato condannato per aver fatto morire più persone Ma per questo asfissia. giustifica il razzismo italiano? No. Cioè, se il mondo fa schifo, noi dobbiamo fare ancora più No, ma schifo? ma infatti il punto nessuno è sta dov'è dicendo questo. cioè, Ma dov'è? dov'è il razzismo italiano? Allora, un Beh, il conto è razzismo italiano, cioè prima è stato detto che la legge è uguale per tutti. Ok, sulla carta è uguale per tutti, nella pratica qualche settimana fa l'imam di Torino, Mohammed Shahin, è stato incarcerato per aver espresso una sua opinione, No. mentre io vedo tutti i giorni mi opinioni perdo- non è allucinanti proprio e così. razziste, a queste persone non Mi succede perdoni, però nulla. purtroppo, Quindi, guardi, io ho detto una cosa molto chiara sull'imam, ho detto che se l'hanno incarcerato per quella frase che è abominevole, però se lo hanno incarcerato per questo è sbagliatissimo. C'è un però è problema, successo. c'è un problema che quello che è successo lì va molto oltre questa frase. Lì dentro, in quell'inchiesta, ci sono un po' di altri fatti e che non sono tutti propaganda israeliana. Sta parlando con uno che, insomma, la causa palestinese, diciamo, la difesa, non tutt'altro che sostenitori di Netanyahu. Però lì è un caso molto particolare e mi perdoni, se parliamo di censura sulle parole, guardi, io stesso di censure ne ho subite all'inverosimile. Ho visto gente cacciata dai posti proprio da quelli che postulano accoglienza. Cioè, il problema della legge uguale per tutti è in Italia un nero ha meno diritti di un bianco? No. Beh, evidentemente conto- sì, perché un egiziano si è visto revocare il permesso di soggiorno e rinchiuso in carcere con possibilità di rimpatrio per aver espresso un'opinione, mentre persone Ma che non è dicono Per i perché chiaramente la legami che aveva qualunque, con la io fratellanza nella mia vita ho musulmana. sentito la qualunque, io nella mia vita ho sentito la qualunque, a certe persone non è Sì, successo però nulla. lì intanto, ripeto, lì si dovrebbero vedere le carte dell'inchiesta Ma e è già stato scarcerato, basta, cioè vuol il dire che è punto, no, non è innocente. stato scarcerato, è Sì, stato invece. Sì, tolto è tornato a casa. è tornato a casa perché sono due procedimenti diversi, bisogna essere precisi. È stato escluso da un CPR
e rimandato a casa in attesa che si faccia il processo per le altre questioni che riguardano i legami. Io spero che siano falsi questi legami, che non ce li abbia. Mi fido, posso anche fidarmi delle persone che dicono che è bravissimo, però il punto non è la frase che ha detto. E Perché qui io ti mi sono fermo un attimo, indignato. Francesco, perché ci dobbiamo fermare un attimo e ritornare Sì. tra pochissimo, ma poi riprendiamo immediatamente. Feel it moving, feel it shoving as I break along hell. I feel it jabbing, cutting down this and I come alive, yeah. Just a Kato, yeah, that's my Kato, yeah. Just a Kato, baby, come alive, cause it's so. Just a Kato, yeah, that's my Kato, yeah. Just a Kato, baby, come alive. Yeah. Took it to stand there, broke commandments and it trouble like a toy. Lord, like this crimson highway, spreading out from his forehead to the ground. Hey! Just a Kato, yeah, top of Kato, yeah, just a Kato, baby, come alive, cause it's so. Just a Kato, yeah, top of Kato, yeah, just a Kato, baby, come alive. Hell, I know my freedom, know my father, he was born a life savior. Can't hardly stand it, cuts me down the middle, then I come alive. Hey! Just a Kato, yeah, come a Kato, yeah, just a Kato, baby, come alive. Oh, so, just a Kato, yeah, come a Kato, yeah, just a Kato, come alive, come Rieccoci qui, La Cittadella, Matt Kerus, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati e Dalia Ismail. Francesco, stavi rispondendo, Sì, stavo stavi dando una rispondendo, spiegazione? poi mi taccio alla nostra ospite perché dice per una frase è stato arrestato e maltrattato l'Imam Shaheen. Allora, io ripeto, quello è un caso molto particolare che non ha a che fare con la libertà di parola. Tra l'altro, la giustizia italiana in quel caso lo ha giudicato sulla libertà di parola e un tribunale ha stabilito che lui potesse dire quelle cose, tant'è che stonava la seconda misura. Poi dopo ci sono elementi, parte dei quali a noi sconosciuta, di intelligence sulle sue attività. Io spero che non ci siano. Giustamente c'è una magistratura in Italia che fa il suo lavoro e l'ha tirato fuori un CPR. Se dovessimo usare questo caso come razzismo, allora gliene tiro fuori un altro caso, dottoressa, che è il seguente. C'è un signore peruviano, quindi straniero, che è irregolare in Italia, sta qui per 10 anni, finisce in un CPR per l'espulsione, anche perché è stato condannato per aver stuprato una ragazza, viene tirato fuori da quel CPR, se ne va in giro liberamente e aggredisce e uccide un'altra donna. Ora, se io facessi metà di quelle cose, le assicuro che da un CPR non mi tirano fuori, non mi mettono in libertà.
ok? Allora potrei dire che c'è razzismo al contrario. Potrei dire che tutti quelli che sono titolari di provvedimenti di espulsione e non vengono mandati fuori, allora per loro le regole italiane non valgono, mentre se io vengo fermato, io voglio vedere un immigrato che uno di quelli che spesso abbiamo visto nelle cronache, no? Girare per le strade, non so, spaccare le auto con una sbarra, anche perché magari hanno problemi psichici, per carità, e dovrebbero essere seguiti. Se lo faccio io, non la faccio franca. Non vengo rimesso in libertà dopo 3 giorni, mi fanno un paiolo così. Anche giustamente io aggiungerei, perché Anche dovrebbe funzionare giustamente. così. Io questi casi non l'ho mai sentito, il caso del peruviano che ha stuprato e poi è Ma ne- stato liberato da un CPR. Detto ciò, non lo so, adesso per non appunto puntare anche il dito magari su casi molto delicati di persone che stanno vivendo situazioni delicate ora, anni fa Salvini disse pubblicamente Vesuvio lavali col fuoco, non che sia stato rinchiuso da qualche parte in carcere, né che abbia dovuto pagare soldi alla comunità napoletana per risarcimento o altro. Cioè è ovvio che una persona italiana senza background migratorio e a posto coi documenti ha molta più libertà di dire delle stronzate rispetto a una persona immigrata che deve fare il Ma triplo dell'attenzione. il problema, però mi perdoni di nuovo, Salvini era un coro era un coro che durante una serata uno può giudicare sgradevole. Per esempio Oliviero Toscani mi risulta che fu condannato, anche lì forse anche giustamente, per aver detto che i veneti erano ubriaconi. E allora è razzismo nei confronti di Oliviero Toscani. Cioè, il problema, lo chiedo a lei ha subito razzismo qui in Italia? Sì. Se vuole, se la sente, ci può fare qualche esempio? No, non me la sento di fare qualche esempio in questo momento, però io quello che mi viene da dire è che per esempio io quando parlo anche di Palestina o del mio paese che sta subendo quello che sappiamo tutti, io devo fare molta più attenzione alle cose che dico, alle parole che uso, perché altrimenti qualsiasi cosa che io dico viene strumentalizzata. Lo faccio anch'io, quando critico l'immigrazione incontrollata o espongo le mie idee sull'aborto, per esempio, vengo etichettato, poi giustamente perché magari ci sono differenze di pensiero, però anch'io vengo strumentalizzato, quindi è un qualcosa che succede a 360 gradi a chiunque si espone sui social questo. Non è uguale, perché comunque la mia comunità, appunto, cioè rischia proprio il carcere e revoca di permesso di soggiorno. A te il massimo che ti può succedere è che la gente ti critica sui social, che perdonami, non è niente di che alla fine. Però non crede, dottoressa, che questo modo di porsi, cercando sempre, no, di vittimizzarsi, non sia un modo poi per uscire anche da questa bolla, qualora appunto ci fosse questo problema? Io non Cioè, mi sto vittimizzando, io sto dicendo che comunque queste cose, questi episodi da cui è partita la puntata hanno un'origine e se uno vuole risolvere i problemi deve andare alla radice dei problemi, altrimenti se prende un episodio e lo isola e lo enfatizza e crea l'allarme però nazionale. non è un episodio isolato, cioè Tutti i siamo di giorni fronte. vengono uccise le persone da persone marocchine, tutti i giorni in Italia? Sì, Cioè una sì, cosa abbastanza frequentemente vengono rapinate, Tutti i giorni. violentate, uccise. Tutti i giorni. Io devo affermare, ma sì, praticamente ogni Ma giorno. se ne scusate, ma poi sentono. voi non siete Oggi? in generale Oggi comunque... cosa è successo oggi? Ma io posso citare gli ultimi casi della settimana, però possiamo non. fare qualche esempio di quello che è successo. Sì. Nel senso, Solo tra oggi e ieri possibilmente, perché sembra che succeda tutti i giorni. sì, va bene, possiamo cercare tra i uguali c'è aggressione, vediamo qui, aggressione, accoltellamento. Però se i casi di crimine sono da parte di stranieri sono migliaia durante l'anno, lei capisce che avendo 364 giorni l'anno, evidentemente sono almeno una volta al giorno. Ecco qui, allora, accoltellato a Milano 7 ore fa, Viale Abruzzi, fendente alla gamba. In questo caso si tratta di un ragazzo, anche qui cittadino peruviano lui, aggredito da un uomo che gli ha strappato lo zaino e dice, insomma, pare che l'indicazione sia di un diciamo area Maranza, anche lì, o comunque diciamo un altro criminale. In questo caso però il ragazzo è sudamericano, quindi straniero pure lui. Faccio un esempio
il caso di La Spezia, cioè anche lì, il caso di La Spezia è un ragazzo egiziano che viene accoltellato da un ragazzo marocchino. Purtroppo c'è differenza nei reati fra provenienza geografica. Se uno va a vedere tra le nazionalità che commettono più reato, non so, i cingalesi sono meno dei marocchini, gli albanesi sono di più degli svedesi. Cioè, è un fatto. Non Io, è che per ci esempio, dobbiamo- non ho mai Magari sentito non ha a un che fare col cinese. numero di persone presenti in Italia, è ovvio che gli svedesi sono pochissimi in Sì, ma in Italia rispetto proporzione, alla No, ma comunità guardiamo le Per straniera. percentuali. fortuna Però sono guardiamo le pochissimi. percentuali. Per Però guardiamo le fortuna sono percentuali. pochissimi in Italia gli svedesi. Lei diceva della Palestina. La Palestina è un altro tema, perché ha a che fare con una questione politica e geopolitica enorme, estremamente sensibile, in cui è difficile. Io penso che sia vero, per esempio, che io sul fronte israeliano ho sentito dire delle cose abnormi, mostruose, cioè anche da persone che ritengo intelligenti, cioè delle cose tipo che alla fine i bambini sono morti collaterali, cioè è vero questo, c'è una disparità, però questa è mediatica. Questo Cioè che se dico, lei va in piazza a dire Palestina libera o a dire che gli israeliani stanno facendo un genocidio, nessuno la arresta. Se lei va in piazza dentro una manifestazione che spacca le macchine e dice le stesse cose, e allora il rischio nasce dal fatto che magari la associano a quei violenti. Poi se lei mi dice c'è una difficoltà sui media a dire certe cose, io le do anche ragione. Su questo sì, ma vale anche per me, capisce? E vale anche Però- per me, vale anche per però Massimo, vale anche per Matt. Ma anche per altre cause, aggiungerei, perché adesso Certo, però- la Vale causa palestinese soprattutto per altre, alla fine è soprattutto stata per altre coperta cause. mediaticamente. Però la differenza è come i media, cioè se Francesco Borgonovo appunto dice una cosa abominevole, cioè i media scrivono Francesco Borgonovo ha detto una cosa abominevole, se lo fa una persona di origine marocchina è tutta la comunità marocchina che deve stare in ansia perché oh mio Dio adesso veniamo tutti etichettati in questo modo, cioè che il razzismo prevede appunto che una persona se ha origini straniere non si assuma le proprie responsabilità ma un'intera Allora io questo comunità si deve l'accetto, assumere la io lo responsabilità. accetto, vengo dietro questo discorso perché mi piace molto questo discorso e sono d'accordo, però allora la comunità marocchina deve fare due cose, secondo me. Uno, rivendicare la propria differenza, cioè deve dire guardate che noi, è inutile che ci dite sono tutti marocchini, algerini. Abbiamo un problema con questa cosa perché ce ne sono tanti così. Ce ne sono tantissimi, io lo so perché l'immigrazione marocchina qui, come se, per esempio quella egiziana è di antichissima data, è pieno di egiziani in Italia, si fanno un mazzo così, lavorano, hanno un sacco di attività, è pieno di senegalesi in Italia che hanno un sacco di attività anche imprenditoriali importanti, è pieno di marocchini che hanno questo tipo di cose, però la comunità marocchina dovrebbe dire guardate c'è un problema riguardo a questo, poi abbiamo un'altra realtà, no? Non subito rinchiudersi voi avete il razzismo sistemico nei nostri confronti, Ma perché allora sennò è perché uguale. perché gli italiani che non dicono, cioè devono sempre girarci attorno e non ammettere il fatto che invece il problema del razzismo c'è e non dice sì, i Ma razzisti guardi ci che veramente sono, sui però giornali italiani se ne parla da anni, tutto il giorno la sinistra non fa altro che dire c'è razzismo sistemico. Cioè, allora è la stessa cosa. Se il singolo marocchino delinque è colpa del singolo marocchino e non certo della che è comunità singolo marocchina. Allora perché Però tutti se il gli maschio fa italiani il sono razzisti? femminicidio, tutti i maschi sono assassini. Ma La narrazione fatta per da... favore, non è ma la la stessa narrazione... cosa, non è come la no? stessa cosa, adesso però Come non no, scusi. esageriamo. Ma è quello che hanno detto sui giornali, cioè i Io professori mi lo prendo dicono ai ragazzi. responsabilità di quello che dico io, non di quello che No, dico. lo però- so, però è una Però retorica non è la stessa diffusa, è una retorica diffusa di cui la gente comunque non discute, Non lo è accetta di più buon dire che grado. non è, nessuno ha mai detto che tutti gli uomini compiono il Insomma, femminicidio, not all stiamo men but dicendo always che a man, comunque dicevano. è una cosa anche culturale di cui dobbiamo parlare perché comunque cioè, il patriarcato è una cosa mondialmente diffusa, però non ci sono i dati che dicono che la Ecco, per esempio, criminalità... affrontiamo questo tema. Allora, tanto io voglio ringraziare la nostra ospite perché è sola non contro di noi. Noi stiamo parlando. Io cerco di fare l'arbitro, poi io qua interpreto il ruolo di quello di sinistra, no? Rispetto a voi. Tra virgolette.
qua noi deve sapere che qui c'è un povero liberale protetto dal WWF che è Massimo Salvati, che è l'unico liberale in Italia, credo, l'unico liberista liberale in Italia, economia, vero diciamo. liberale al di sotto dei 75 anni. Quindi questo ti varrà alla fine dell'anno un premio o qualcosa di questo genere, l'Ambrogino d'oro. Poi c'è Matt che invece rappresenta, diciamo, la destra, quella stoica, granitica, conservatorismo puro, e poi ci sono io che in qualche modo cerco di sbarcare il lunario. Quindi quello che però noi cerchiamo di fare è parlare di questi temi, e lei dice una cosa anche giusta, no? La responsabilità è del singolo, e allora dobbiamo trovare una quadra su questi temi. Ad esempio il patriarcato. Mi dirà che c'è meno patriarcato in Italia, cioè converrà con me che se esiste il patriarcato, e secondo me in Italia non esiste, ma se esiste di sicuro è più blando di quello che c'è in Marocco, in Algeria o in Tunisia. Siamo d'accordo? Guardi, io appunto non ho mai studiato approfonditamente quei contesti, quindi non posso dare giudizi così netti e parlare di questo. Io parlo del contesto italiano perché è quello che conosco, Mm. E quindi secondo non mi sento di paragonare, ecco. va bene, diciamo, se uno sta in una, mettiamo che se uno sta in una realtà patriarcale, no? Allora in qualche modo è influenzato dal patriarcato, no? Certo. Nei suoi comportamenti. Bene, allora io pochino, diciamo, la realtà del Nord Africa, non sono un enorme conoscitore, però studiate, vedo c'è una religione differente, sicuramente più forte, sicuramente molto più maschile nei toni che quella che c'è qui, anche semplicemente c'è una religione molto più pervasiva. Mi sembra di poter dire che lì le donne si gestiscono in modo diverso, così come si gestiscono in modo diverso in Iran. Allora, perché il problema del patriarcato è nostro e non delle comunità che si formano qui e che arrivano da quei contesti e che quindi saranno influenzate dal patriarcato? Cioè, se io vengo da una società in cui sono abituato che mia mamma, mia zia, mia nonna stanno in casa a fare la zuppa, e se escono vengono battute o comunque non è una bella cosa, è ovvio che avrò una concezione della donna differente. Una volta che vado in un'altra nazione, magari quelle donne che vanno in giro scollacciate con le minigonne mi sembrano così un po' disdicevoli, E glielo sta dicendo uno che non è affatto né liberale né altro. Ma non lo so, di cosa sta parlando, perché appunto io vengo da una famiglia araba e mia mamma fa l'insegnante, quindi in Italia, quindi non penso che cioè mi sembra anche un po' un'esagerazione basata anche su dei pregiudizi razziali. Il patriarcato è mondiale, tutte le persone, donne e uomini, sono condizionati dal patriarcato, e per questo è necessario comunque introdurre un'educazione emotiva, un'educazione anche al conflitto sociale, per risolvere il problema. Però ecco, relegarlo alle persone di origine araba in Italia mi sembra appunto forzato, perché ripeto il punto di prima, noi stiamo parlando di seconda e terza generazioni, e quindi sono figlie dell'Italia, non sono figlie del Marocco e della Tunisia. Io Cioè, però sono genuinamente curioso, per poter scendere maggiormente nel concreto, ma quali sarebbero degli esempi di patriarcato in Italia? ma, Tu. nel senso, Matt comunque Carus. l'Italia Guarda che ci Grazie vuole Francesco molto. Borgonovo. Matt Carus è un chiaro esempio di patriarcato italiano. Io proprio certificato, credo, prende anche dei diritti, patriarcato con no, il copyright. No, alla fine della Pagato per SIAE. continuare a diffondere. No, sentiamo Prego. la nostra, perché comunque il fatto che, cioè, l'Italia è un paese in cui ci sono tantissimi femminicidi. Ma se siamo E l'ultimo in comunque Europa? documentato altamente. Siamo l'ultimo paese in Europa per femminicidi. Vabbè, però intanto ci sono, non è son che 40 questo l'anno. risolve il problema. No, però Sì, ma lei non è sta che risolve dicendo, il Massimo, problema. lei sta dicendo, io non conosco la realtà delle altre nazioni e non ne parlo comunque. Ci sarà magari meno che da altre parti, però c'è. Questo sta dicendo. Ma E va bene, non possiamo arrivare a zero, è impossibile arrivare a zero, perché l'uomo inteso non come essere maschile, No, io sono inteso come essere umano, purtroppo non è che ragiona sempre in tutti gli ambienti. d'accordo. Cioè, azzerare i crimini è un'utopia. Cioè, Però giusto scusate, in paradiso vorrei- si può azzerare i crimini. Ok, però Però noi, vorrei sentire cioè, il la continuo della domanda era ai risposta. tempi di... Infatti io vorrei sentire il continuo della risposta, poi magari dopo concludiamo.
Poi per esempio il fatto che comunque in molti posti di lavoro ci sono sempre più uomini rispetto alle donne, la donna ha molti più ostacoli anche per accedere a determinati posti di lavoro, se per esempio vuole avere figli molto spesso non riesce ad ottenere il posto di lavoro, eccetera, eccetera. Cioè ci sono comunque degli ostacoli oggettivi per una donna rispetto a un uomo per poter avere le stesse opportunità. Posso dire quello che penso io? Io credo che innanzitutto per quanto riguarda i femminicidi, la percentuale sia, così bassa e paragonata per l'appunto ad altri paesi europei, per la quale possiamo comprendere che non è un fenomeno diffuso di cui ci dobbiamo realmente preoccupare, soprattutto che non è correlato realmente al patriarcato. Ci sono evidentemente degli individui, aggressivi, è inevitabile e inequivocabile questo. E poi vabbè, insomma, io parlerei anche dell'aggressività delle donne, che non è che se non è fisica allora non c'è, però esiste, ovvero un'aggressione psicologica e vabbè questo è un altro tema. Per tornare invece alla questione lavorativa, io non vedo, un reale problema di donne, che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro, donne che vogliono realmente perseguire un tipo di carriera, e si battono ogni giorno per farlo e si impegnano con costanza e dedizione, possono farlo in egual misura rispetto a un uomo. Non è che per un No, uomo diventa no, facile questo c'è però. No, scusami, invece secondo me dobbiamo riconoscere che quella che hai detto sulle donne, per trovare lavoro? beh, insomma, una donna che abbia, cioè, intenzione di diventare madre in Italia, No, io però dicevo per trovare lavoro, non ero ancora arrivato al punto di diventare insomma per trovare lavoro per dipende fare dai carriera, lavori. trovare lavoro. Per Dipende trovare il dai lavoro lavori. esistono le quote rosa, che di fatto sono questioni preferenziali che Sì, lo ma Stato impone anche, sì, però quelle secondo sono me, menate assurde, perché per le persone si valutano in base al merito, non in base al genere. E quindi se tu no, hai le non è quote rosa da occupare, qui molto si spesso valutano assumi la donna, non pochissimo l'uomo. in base al Lo so, merito, Massimo. purtroppo è Qui si vero, parla, però ma però vedi non è anche che quello risolvi una dobbiamo discriminazione con un'altra no, discriminazione. secondo me esistono delle discriminazioni, secondo me sbagliamo a vederle, cioè mi spiego, nella per esempio, facciamo un esempio dei consigli di amministrazione dove peraltro è molto difficile trovare donne perché lì ci sono le quote rosa. Io davvero la discriminazione per sesso conta di più, per esempio, rispetto a quella per età? Cioè è vero che in certi ambienti ci sono molti più maschi bianchi anziani, e non ci sono tante donne. È vero, ma non ci sono neanche tanti maschi giovani anziani, giovani bianchi, no, non ci sono neanche tanti maschi giovani neri. Cioè, il punto è che noi ci concentriamo su una caratteristica e poi in base a quella valutiamo tutto il contesto. Io credo che in Italia, se c'è una discriminazione vera, è quella nei confronti delle donne che rimangono incinte e vogliono diventare madri. Lì sì che c'è e che potrebbe risolvere, che perdono il posto di lavoro, avanzano meno di carriera e quello andrebbe protetto per un semplice motivo di egoismo nazionale, cioè una madre che resta incinta è un patrimonio della nazione e questo Su questo sono d'accordo. va gestito. E su questo lei ha ragione, i maschi questa cosa non ce l'hanno. Sicuramente sul lavoro, almeno fino a qualche anno fa, avevano anche meno pregiudizi. Ci sono delle difficoltà tipiche che le donne incontrano e c'è anche, Ci devo sono anche dire, dei privilegi però, Francesco, diciamo anche un po' tutto a 360 gradi. non lo so, Una io ho donna, per visto esempio, molto bella è sicuramente più privilegiata sia di una donna meno bella, sia di un uomo. È molto più privilegiata. beh, Io ho ma anche visto un maschio allora molto bello, molto spigliato, però questa vedi è una caratteristica che fa parte, so come dire, dell'essere umano, non è sistemica, cioè se tu vedi uno gradevole di aspetto, sarai sì, e ci sono anche degli tendenzia studi che affermano che, esiste un privilegio basato sulla bellezza e che quindi è anche più facile trovare, però lavoro allora in quel arriviamo senso. al punto, cioè queste sono cose, come dire, che non possiamo pensare di correggere con qualche legge, allora altrimenti c'era un romanzo, Giustizia facciale, di un grandissimo autore di fantascienza, consiglio la lettura, che immaginava un mondo in cui tutti dovevano essere più o meno esteticamente uguali, altrimenti c'era la discriminazione sulla bellezza. Beh, che è Questo è quello un che sta mondo succedendo distopico. con le donne oggi che, insomma, si rifanno dalla testa ai piedi e sono diventati un po' dei cloni, Oddio, quello Ma no? è io il guarda, no, discorso di adesso queste sono scelte individuali. Restiamo esatto. sulla questione, diciamo, sociale. Io credo che
sia esistito, e soprattutto in certi ambienti, una difficoltà per le donne legata a tanti comportamenti maschili. Cioè io ne ho visti di brutti comportamenti maschili, di gente che allunga le mani, che si pone in una certa maniera, cioè quella è una cosa sgradevole. Non dobbiamo pensare che solo perché i woke ci danno fastidio allora non ci siano dei problemi. Secondo me ci sono stati dei problemi, e come ci Però sono allora è ancora. maschilismo, no? Peccato, no? Sì, ma sicuramente maschilismo è anche un modo molto, molto sbagliato di comportarsi. Penso anche allo stesso modo ci sono donne che hanno sfruttato questo sistema, cioè che per fare carriera si sono concesse, che hanno schiacciato, è un fenomeno anche studiato, no? Che hanno schiacciato magari quelle più giovani o quelle nuove arrivate su un posto di lavoro che minacciavano il loro posto. Cioè questo è un problema che secondo me non deriva dal patriarcato. Per la nostra ospite sì, però io voglio rimanere nel suo ambito di discorso. Secondo me, se noi diciamo che il patriarcato esiste, allora non possiamo dire che in Italia c'è più patriarcato che in nazioni in cui ma perché sto alle sue categorie, cioè lei le categorie del femminismo contemporaneo, che mi dice c'è il patriarcato perché c'è stata la Chiesa Cattolica, che è l'espressione di una religione estremamente patriarcale, estremamente gerarchica, che tiene le donne in secondo piano e discrimina, tant'è che non ci sono preti donne e via dicendo. Ammazza, se è vera questa cosa, cioè in nazioni che sono a maggioranza islamica, in cui i partiti religiosi hanno un peso fortissimo, non saranno tutti così. La Palestina è un altro caso ancora, perché la Palestina, la lotta palestinese, tra l'altro, fino a non molto tempo fa era una lotta assolutamente laica e non religiosa. Cioè, ci sarà più patriarcato, non so, in Iran, però la nostra ospite dubito che abbia voglia che, ad esempio, Donald Trump, come chiede una parte della sinistra, vada a bombardare l'Iran per liberare le iraniane, o no? Direi di no, anche perché non è quello il risultato che si otterrebbe. Cioè non mi risulta che quando gli americani hanno bombardato paesi come l'Afghanistan, in cui c'erano leggi estremamente maschiliste, poi il risultato ottenuto dopo la guerra sia stato liberare le donne. Beh, oddio, prima dell'arrivo dei talebani in Afghanistan comunque le donne potevano studiare, potevano prendere l'aereo, potevano viaggiare, oggi non possono più. Durante l'occupazione americana potevano Per il farlo, periodo cioè, prima del ritiro di Biden e alla cacciata dei talebani, grazie all'intervento statunitense hanno ottenuto tutta una serie di vantaggi che oggi hanno perso a Esatto. causa del ritorno dei talebani. Ok, dammi le fonti di questo, che sotto l'occupazione americana le donne afghane avevano più diritti. Scusi, ma sono circolati 100 milioni di video di persone che scappavano dall'Afghanistan attaccate alle ruote degli Sì, aerei. anche durante l'invasione americana. Ma sicuramente la situazione è migliorata. Possiamo dirlo che sicuramente senza i talebani stanno meglio. È migliorata. Si è aperto un dibattito enorme su questo al quale perché i talebani non lo fanno. Scusate un attimo, si è aperto un dibattito enorme su questo, dovremmo dedicarci una puntata dedicata. Io vorrei sentire gli ultimi 10 secondi di Francesco e poi ci salutiamo per la prossima puntata della Cittadella. Ma io non lo so, io penso che gli americani farebbero bene a stare a casa loro, in generale. Non per questo vorrei vivere sotto il regime dei talebani. Penso che, tra l'altro, qui andiamo in altre cose geopolitiche, per cui c'erano anche in Afghanistan c'era un tale che combatteva contro i talebani, a un certo punto è stato fatto fuori per favorire diciamo, la salita al potere di quel gruppo, ma qui entriamo in cose molto, molto particolari. Io penso che in Italia il patriarcato magari ci sia stato, non c'è più, anzi noi siamo in mezzo alle rovine del patriarcato, e penso che ci siano dei residui feroci di maschilismo che si manifestano in alcune comunità, nei giovani di alcune comunità, soprattutto perché noi non abbiamo niente da offrire in cambio, non perché è colpa nostra che non integriamo, ma perché dovremmo essere molto più sicuri di noi stessi, comunicarci molto meglio e eventualmente o non si fanno entrare le persone o li si mandano via, oppure gli si dà un'identità forte, che non è quella di fare il teppista, credersi maschio perché fai il teppista in strada e molesti le ragazzine. Questo io credo. In ogni caso direi di ringraziare il nostro ospite che ha tenuto testa a questo attacco patriarcale di tre indenne, al contrario del sottoscritto, che invece si è ritrovato un'etichetta negativa del promotore del patriarcato. Grazie Francesco. Ma è un vanto, dovresti esserne fiero, ma vai in giro, cioè, ne discuteremo la adesso prossima lo vediamo puntata. così.
venite, ascoltate le prossime puntate della Cittadella per sentire proprio il patriarcato in purezza. Matt Carus con noi ci darà lezioni di patriarcato. Grazie a tutti voi. Grazie Francesco, grazie Massimo, ci Alla rivediamo alla prossima. prossima puntata della Cittadella. Un saluto. Stai ascoltando Radio